Signore e signori, buonasera. Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Centro Studi Storici di Mestre. Questa sera è la terza ed ultima puntata, almeno per adesso. Dove è iniziato? Eccolo qua. Per adesso, terza e ultima puntata di questa serie di incontri che facciamo sul Mestre Città della Musica degli anni 60, 70, 80, cioè con gli anni in cui Mestre, mi è stato detto, non lo sapevo neanch'io, è stata definita quasi la Liverpool italiana della musica, negli anni 60, ecco. Perché a Mestre, brevissimo telegrafico riassunto delle puntate precedenti, a Mestre sono sorti, fioriti, gruppi musicali importanti nomi della musica, e alcuni ancora in auge, direi quasi tutti ancora in auge, ecco, che in qualche modo focalizzavano, la loro il punto di attrazione era presso il dancing cristallo dei quattro cantoni, che era un po' il punto di riferimento. Ma chiaramente l'amore per la musica, complessi, sono creati tanti complessini, come si chiamavano allora, ecco, che suonavano dal vivo e di cui abbiamo già parlato. Sono sorte negli anni successivi anche delle radio private che in qualche modo organizzavano i loro programmi fra le notizie, soprattutto le notizie locali, un po' di pubblicità certamente che sosteneva la radio e la musica, privilegiando quando possibile la musica locale. Questa sera invece parliamo del periodo dei grandi concerti, perché a Mestre sono tenuti concerti straordinari di richiamo nazionale e internazionale, giustamente mi viene fatto sottolineare, internazionale, che hanno segnato un'epoca. Questa sera parliamo dei concerti che si sono tenuti in quel periodo lì. Abbiamo degli ospiti di eccezione, ma non ve li presento io, ve li presenta Gigi Rizziato, che ringrazio, come ringrazio tutti i presenti, gli ospiti sia di questa sera che delle serate precedenti. E Gigi Rizziato, che è stata per sua iniziativa, è stata sua l'idea di fare questo ciclo di incontri, è quello che li ha organizzati e quello anche che li conduce. Quindi io passo la parola a Gigi Rizziato, che poi gestirà lui la serata, e io mi siedo assieme a voi perché anch'io voglio godermi la serata, quanto dice Gigi Rizziato e i nostri graditi ospiti. Vi ringrazio molto, buona serata. Allora, buonasera a tutti. Io innanzitutto ringrazio i tre relatori di questa sera. Avrebbero dovuto essere 4 con la presenza del fotografo Diego Landi, che però è impegnato all'estero, non ci sarà, però mi ha fatto pervenire una chiavetta con una serie di sue foto che poi alla fine vedremo e illustreremo. In fondo all'estrema sinistra c'è Joe Alaimo, giornalista del Gazzettino, Buonasera. Giornalista, scrittore, inviato e anche un po' invidiato, vi chiederete invidiato da chi? Da me, perché entrambi lavoravamo al Gazzettino, entrambi appassionati di musica. Succedeva che io me ne stavo nel mio ufficino in cronaca, lui, se c'erano gli Rolling Stones ad Amburgo, andava ad Amburgo inviato. Se c'era ma tu appartenevi alla generazione prima. Se c'era Bob Dylan a Bruxelles andava, se c'era i Beatles da qualche altra parte lui c'era, per non parlare delle sue presenze a non so quanti festival di Sanremo, comunque una ventina. 40. 40, ecco. Per cui l'ho invidiato per qualcosa. Ci andavo perché mi pagavano. Questo. Riuscendo anche a rompere un po' le scatole a loro, perché poi vi racconterò. Ed è comunque
tutt'oggi uno dei critici musicali più apprezzati e più conosciuti in Italia. Qui alla mia sinistra ho Michele Fofano, storico organizzatore di eventi nel territorio triveneto e non solo, promoter teatrale e di musica. È da citare, che ci ha riguardato un po' tutti noi da vicino, la gloriosa rassegna Note Italiane, che si è svolta per 20 anni consecutivi al Toniolo, con quasi tutti i concerti in sold out, alcuni già molto tempo prima che venissero effettuati. L'ultima stagione di Note Italiane è stata nel 2011, giusto? Più o meno. Allora, attualmente è direttore artistico del Teatro Corso, è titolare di Dal Vivo Eventi ed è stato, anche questa è una presenza significativa, direttore artistico del Teatro Geox dagli inizi sostanzialmente di Padova, dagli inizi 2009 al 2013. In mezzo ai due relatori c'è Claudio Donà, che è fondatore del Circolo Caligola, grande appassionato di musica e di jazz in particolare, organizzatore, come sentiremo, di ottime rassegne di musica jazz che per un certo periodo di tempo hanno fatto di Mestre un po' la capitale veneta della musica jazz. Io dico solo poche parole, vado a memoria di quello che ricordo io. Nel febbraio-marzo del 79 è stato inaugurato a Mestre il Palazzetto dello Sport, creato e proprio anche sovvenzionato da persone mestrine per il Basket Club Mestre, che allora era in Serie A, promosso in Serie A. Nel settembre del 79, allora io vado a memoria, per cui autorizzo i tre miei colleghi qui a fianco a correggermi se sbaglio, che non mi offendo. Nel settembre 79 fu Gianna Nannini la prima a inaugurare come concerti il Palasport di Mestre e lanciava in quell'anno un LP e un CD anche probabilmente intitolato America, che fu sostanzialmente uno dei primi successi che la cantante senese propose sul mercato. Vado sempre a memoria, al Palasport di Mestre avemmo il De André con la premiata Foneria Marconi, Angelo Branduardi 2 volte, poi a Branduardi venne anche al Toniolo se non erro, Pino Daniele, io ricordo Pino Daniele al Palasport, qualcun altro mi ha detto venne un teatro tenda, non so, magari chiariremo se ci sarà al Palasport. E Francesco Guccini anche lui 2 o 3 volte. Al teatro tenda, un teatro tenda in via Torino, poco dopo dove c'era il deposito della CTV, venne Enzo Iannacci con un bello spettacolo, un bel concerto, e in un teatro tenda qui al Piazzale Candiani, prima ancora che ci fosse questa struttura qui, vennero gli Inti Illimani, quelli originali, che proposero anche loro un ottimo concerto. Cito altri 2 concerti che sono rimasti leggendari. Nell'11 settembre 1984 a Chirignago, ospite della Fiera Franca di Chirignago, venne niente po' di meno che James Brown. James Brown, mostro sacro della musica internazionale, indiscusso re del rhythm and blues, fu lui che tenne un concerto a Chirignago. Un anno dopo, il 3 agosto, a Zelarino, 1985, ci fu un giovane Vasco Rossi. Per cui insomma, sono già alcuni dei molti concerti che avemmo qui a Mestre. I concerti sono stati, parlo di musica leggera, pop, rock, eccetera, jazz, sono stati una costante per Mestre e sempre nel periodo interessato di questa sera, cioè fra gli anni 80 e il 2000 e qualcosa, per gli appassionati di musica, compresa quella classica grazie all'operato degli Amici della Musica di Mestre, presieduti allora da Alessandro Bonesso, c'era davvero per ogni tipo di musica l'imbarazzo della scelta. Poi, dopo
dopo il 2000 è cominciato un lento declino e sostanzialmente un'effettiva ripresa si è avuta fra il 2007 e il 2010 con le 3 edizioni dell'Heineken Festival, edizioni fortunate e meno sfortunate. Spariti o quasi da Mestre, i grandi eventi rock e pop si sono poi spostati a Padova, Fofano qui ne è una testimonianza, prima al Palazzetto dello Sport, poi al Geox, con una programmazione intensa e sempre con grande afflusso di pubblico. A Mestre qualche occasionale concerto, al corso anche in questi anni c'è stato, c'è ancora qualche occasionale concerto, ma la mia impressione è che la stagione dei grandi concerti sia ormai definitivamente e forse purtroppo irreversibilmente alle spalle e che in questo modo Mestre abbia perso una grande occasione che vedremo magari questa sera se ci sarebbe in qualche modo l'occasione per recuperarla e per rifare di Mestre una città come fu allora viva e attrattiva. Lascio la parola a Gio Alaimo che ogni intervento sarà accompagnato fra l'altro di belle e significative immagini che renderanno più interessanti questa serata. Grazie a voi per essere qui presenti e grazie ai relatori. Allora, intanto grazie collega Rizziato e amico, lui apparteneva alla generazione del beat, io sono arrivato con quella del rock che era tutta un'altra cosa e abbiamo cercato di allargare un po' gli orizzonti e cercare di vedere cosa c'era oltre il naso e cominciare a guardare fuori dal Veneto o da Venezia o dalle così singole aree qui fino ad andare a raccontare quello che succedeva in tutta Europa, in tutta Italia, in tutto il mondo, quindi nelle grandi occasioni. Ed è un po' quello che a un certo punto è una delle caratteristiche del parlare di grandi concerti a Mestre. Per parlare di grandi concerti, intanto bisogna chiarire che cosa intendiamo per grandi concerti, cioè se intendiamo eventi con grandi artisti, ovunque si siano tenuti, anche in piccoli spazi da 100 persone, oppure eventi di massa rimasti nella memoria, come potrebbe essere stato il concerto dei Pink Floyd a Venezia o l'Heineken Jamming Festival al Parco di San Giuliano. Nel primo caso la storia in gran parte l'ha raccontata o anticipata lui, è lunga, perché sono stati tantissimi gli artisti di rilievo ospitati da teatri, palasport, stadi, piazze, club e quant'altro in questa città, dove poteva capitare, di andare al Toniolo a vedere Van Morrison con la sua straordinaria band, uno dei grandi musicisti della storia del rock irlandese oltretutto, e poi ritrovarlo qualche ora dopo ritrovarlo qualche ora dopo al Vapore con i suoi musicisti, che prendeva tranquillamente un cappuccino e magari poteva capitargli che incontrasse uno strano personaggio con i capelli rasta che gli diceva "Hey you Jim Morrison, me Scardi", e questo, dopo aver ascoltato Me Musician, You Musician, pensava bene di scappare dal locale e andare via lasciando la sua band a suonare sul palco. Ecco, sono questi eventi della storia mestrina. Mi vengono in mente, queste storie di questa città. Bisognerebbe ricordare in questa città lo sforzo dei piccoli imprenditori e dei piccoli impresari, considerando per piccoli quelli che lavoravano sulle dimensioni più ridotte rispetto a quelli che lavoravano sui grandi stadi, che so, a Roma, a Bologna, a Milano, e quelli che hanno tenuto viva una tradizione musicale di qualità, spesso a costo anche di sacrifici e rischi notevoli, anche soprattutto in questi giorni dopo 2 anni di lockdown, Covid e crisi. Mi viene in mente Michele Fofano, appunto, con Marilisa Capuano, il Circolo Caligola di Donà, ma anche Stefano Pesce del Vapore, ecco, per fare i primi nomi fra tanti di quelli che hanno creato una realtà musicale in questa città. Bisogna anche capire prima perché Mestre e che cosa si intende per Mestre, perché attenzione, chi vive a Mestre ha una visione di Mestre, va bene Mestre, ma Mestre non è soltanto un luogo. Mestre, il Veneto è una terra particolarissima,
fatta di tanti centri autonomi e rilevanti che si trovano tutti molto vicini fra loro e tutti con una loro attività rilevante e particolare. E questo è quasi un unicum nella situazione anche italiana. Se io dico Mestre, dal punto di vista non del cittadino ma dell'utente, di quello che va e vuole vedere e sentire musica, io nomino una città che si trova neanche 20 minuti di strada da Venezia, da Treviso, da Padova, poco più per arrivare a Vicenza, a Verona, ma anche a Pordenone, a Udine, in meno tempo di quello che serve a un milanese per spostarsi dal centro al Forum di Assago o allo stadio di San Siro a vedere le cose che gli capitano in casa. La generazione rock non è una generazione statica, non lo era. Cioè, noi abbiamo più o meno tutti la stessa età, queste cose le conosciamo bene e molti le hanno vissute in prima persona. Si prendeva, si partiva, si arrivava non si sa dove né come, ma bisognava essere lì a vedere la cosa che ci interessava. Fosse Forlimpopoli, fosse Milano, fosse Verona, fosse Treviso, c'erano i pullman che partivano da Torino, che lo prendevo anch'io per andare ad Avignone, a Nizza, a Zurigo, a vedere, che so, mi ricordo io Bob Dylan, i Jethro Tull o i Queen, ecco, che c'era questo movimento continuo di quelli che io chiamavo i forzati del rock, che comunque era una rigenerazione di pubblico migrante. Tanti venivano da qui. L'autostrada, quando c'era Vasco Rossi a San Siro, l'autostrada da Venezia a Mestre era stracolma di macchine con targa veneta che erano andati fino a lì e stavano tornando durante la notte. La generazione rock, dicevo, non è statica e quindi non aspetta con comodo che gli portino tutto nel giardino di casa e magari gratis perché qualche istituzione paga con i soldi dei cittadini. Già negli anni 70 partivano questi pullman. Negli anni 60 e 70 con Mestre c'era il dominio dei gruppi e dei cantanti beat, spesso molto ben raccontati da Riziato, che avevano al Big Club dei Quattro Cantoni, già Dancing Cristallo, il locale di riferimento a Nord-Est, la chiamavano il Piper del Nord-Est, ed era un punto di riferimento che aveva in questo paese dove la musica aveva ogni tipo di palcoscenico disponibile. Io ricordo si andava, che so, alla taverna di Fiesso, le discoteche di Jesolo, le Capanine del Muretto in primis, dove si riversava ogni weekend la bella gioventù veneziana, ma dove poteva capitarti di incontrare ai vecchi tempi Celentano che cantava lì, ai tempi più moderni John Mayall al Muretto con la fidanzata di 16 anni che teneva un concerto di blues. Era lì dove la gente da Venezia, da Mestre, da Treviso andava, o al Lido, che non ospitava soltanto cinema, ma anche concerti al Palazzo del Cinema, al Teatro La Perla, e io ne ricordo diversi. A Mestre c'era, ecco, faccio un po' di memoria mia, io venivo da Venezia, quindi Mestre per me negli anni fino a quando non mi sono trasferito qui per lavoro col giornale, era una terra un po' strana. Io ricordo di aver visto, che so, c'era il Teatro San Marco, o Cinema San Marco, che diventava teatro ancora con uno strano palcoscenico tutto dritto sotto il palco, lungo e stretto, dove però capitavano delle cose. Io mi ricordo i Curved Air, che era un gruppo molto particolare di quell'epoca, con Sonia Cristina totalmente vestita di bianco e il violino di Greg Bloch, che poi si unì anni dopo alla premiata Forneria Marconi. Un altro dei Perigeo, con un tipo strano che ogni tanto entrava sul palco urlando che le truppe dei Viet Cong erano appena entrate in non so che villaggio e tutti quanti urlavano e salutavano l'evento. Il Palasport del Taliercio, io non ricordo Gianna Nannini, ma io ricordo che il concerto inaugurale fu con quasi 10.000 persone, poi denunciate perché poi non si sa, perché lì più di anche al massimo, ecco lì il pubblico adesso tengono 1.000-1.500, ma il Taliercio all'epoca buttavano dentro di tutto, se non erano 10.000 saranno state, facciamo 5, ma 5 molto strette ci potevano fisicamente stare. Erano anche tempi con altre norme di sicurezza, dove tu riuscivi a vedere, io ricordo, se qualcuno c'è stato a Treviso, i Jethro Tull, la prima volta che sono arrivati al bocciodromo di Treviso, in 1 metro quadro ci stavano 7-8 persone, una sull'altra. Cioè io le mie gambe erano perse in piedi, erano 3 persone più avanti di dove ero seduto. Era una cosa allucinante e riuscivano a far stare di tutto. Ecco, io mi ricordo Guccini,
che aprì il Palasport di Toglierci. Il primo concerto di Guccini, che fu infatti straordinario. Ricordo anche quello del Tendone, ma non fu al Taliercio, non fu credo neanche a Mestre, ma a Venezia, dove Guccini, ho le foto, fu chiamato a suonare prima del comizio di Craxi. Infatti era molto particolare questa strana cosa, che diceva, boh vabbè, adesso parlo, poi verrà qualcuno che parla meglio di me. Ricordo quando i socialisti, già che parliamo di socialisti, portarono al Taliercio Pino Daniele. Primo, quando i partiti organizzavano in prima persona, non soltanto le feste dell'unità del PC, ma anche i socialisti organizzavano delle cose a Venezia e Pino Daniele fu un disastro, perché la polizia si mise a far passare il pubblico in fila indiana, anche lì c'erano migliaia di persone che stavano entrando, tutti quanti in fila, perquisiti prima, fino a quando la gente si ruppe le scatole e cominciò a tirar giù le barriere da tutte le parti ed entrò praticamente da ovunque, da ogni transenna. Mi ricordo anche Art Blakey, il leggendario batterista jazz, che il Palasport non è mai stato finito fino a qualche anno fa, per cui c'era tutto meno quello che serviva per fare musica. Mancavano le coperture antiacustiche della cupola, infatti rimbalzava il suono da tutte le parti e Art Blakey cominciò a fare i controtempi con l'eco che gli arrivava dai suoi colpi da tutte le parti. Era un batterista straordinario. E poi ci trovammo a cena e mi disse che guarda, quella del musicista jazz o blues che doveva essere black and blue e povero in canna per suonare bene. E lui disse è una leggenda messa in giro dalle ricche signore bianche americane per sfruttare meglio i musicisti. Che lui in un bell'albergo con la limousine ci stava da Dio e dopo suonava anche meglio, soprattutto se aveva mangiato bene. Queste erano. E poi c'era, mi ricordo, non dimenticabile, questo merito del Caligola, Miles Davis, in quell'area del Marmellata che noi diciamo è a mira, ma uno che viene da fuori dice mira Mestre, chi se ne frega, è 5 chilometri più in là. L'area esterna del Marmellata con, fra l'altro, il primo tour con Robin Ford che comparve come chitarrista, uno dei più grandi chitarristi della storia blues americana più recente, e che era Miles Davis l'aveva voluto nel suo gruppo di musicisti. Il Marmellata era sulla Romea, dove adesso ci sono i magazzini Lando praticamente. Sì, dove c'è Toys, dove c'è il primo centro, capannone era questo Marmellata qua. Che era una delle grandi discoteche di qui, della zona, discoteca vera, ma dove si andava così ogni weekend e dove capitavano anche concerti e spettacoli. In quell'occasione il Caligula organizzò un'arena all'esterno nel parcheggio posteriore del Marmellata dove si tenevano concerti e soprattutto dove arrivò Davis, non so per quale motivo lì e non altrove, ma questo magari è un mistero che Donaci dirà più tardi. A Venezia, tornando invece in più indietro, torno indietro perché erano le prime cose che frequentavo all'epoca, c'era la Mostra Internazionale di Musica Leggera, che era il terzo grande evento musicale nazionale di promozione discografica della musica in Italia. Il primo era il Festival di Sanremo, il secondo era il Festival Bar e il terzo, che chiudeva la stagione all'inizio dell'autunno, era la mostra di musica leggera organizzata da Gianni Ravera, dove veniva di fatto presentata tutta la stagione invernale della grande musica e dove arrivavano artisti incredibili. Peter Gabriel da solo, dopo i Genesis, arrivò a presentare Shock the Monkey prima a Venezia e poi 3 mesi dopo a Sanremo, quando andò a sbattere con la liana contro la scenografia. Kate Bush, i Genesis, cioè è capitato praticamente di tutto, ma soprattutto a Venezia, in quel palazzo del cinema dove io ho visto il mio primo concerto quando ero veramente un teenager e arrivarono i Rocks con di spalla un gruppo inglese bravissimo di cui non sono mai più riuscito a ritrovare il nome, che suonavano e si agitavano come i Rolling Stones anni dopo. E poi vidi, alcuni passavano perché si facevano le vacanze al Lido in cambio di un concerto, come Donovan ai tempi d'oro era appena uscito Barabajagal, che lui non voleva suonare dal vivo perché per lui era uno scioglilingua. Cioè, mi ricordo una ragazza gli aveva chiesto fammi cosa volete? Fammi Barabajagal. Are cosa? No, lascia stare che non va bene. E poi i Soft Machine che passarono sempre da lì, poi non ricordo chi altro.
Ecco, e lì in quella mostra del cinema accade un evento di importanza assoluta, che fu la partecipazione di un gruppo americano che portò di fatto, sdoganò per la prima volta il rock psichedelico e l'hard rock in televisione in Italia, e furono i Vanilla Fudge. E Vanilla Fudge al Palazzo del Cinema vinsero la Gondola d'Oro, andarono in TV con un pezzo che si chiamava Some Velvet Morning, ma soprattutto al Lido, per tutto il pubblico che era lì presente, tennero un concerto solo per i presenti di 3/4 d'ora alla fine dello spettacolo, che fu, credo, il primo evento, il vero evento di rock importante che fu fatto da queste parti. Era il 69, io c'ero, le orecchie mi fischiano ancora da allora, però è stato, ricordo la gente, anche le signore un po' attempate, non giovani come noi, ma insomma avevano una certa età, credo che fossero, mi ricordo, sui 35-40 anni, che uscivano, io ne avevo 15, che uscirono con le mani sulle orecchie dicendo: ah, non sento più niente, però è bello. E quello fu letteralmente il cambio di stagione. Nel 69 cambiò tutto, e cambiò partendo da qui, come la stagione del beat che racconta Riziato ebbe come suo primo nome e icona un'altra veneziana che fu Patti Bravo. Io vorrei regalarvi un secondo di una cosa, sempre se riesco a ritrovarla qui da questa... Qui cosa abbiamo? Un po' di foto sparse, che sia questo? Sì, forse sì. Sì. Questo l'ho registrato io qualche anno fa in un altro club qui vicino. Non vedo. Sento ma non vedo. Si sente ma non si vede. Si è aperto questo? Okay. Questo qui. Ecco. Questo io l'ho registrato nel 2004 quando sono venuti al Magic Bus di Marconi, un altro locale in area. Quindi questo è un duetto fra il batterista dei Vanilla Fudge e suo fratello, Carmine Apice col fratello, ed è una vera rarità. Ma fra qualche secondo ho registrato anche qualche minuto di questo. Questo è stato un successo mondiale. Se vedete che l'immagine si muove un po' è perché ero inseguito dal loro manager che si era accorto che stavo filmando e non voleva assolutamente, cercava di prendermi. Era sempre documentare qualcosa quando si va in giro, è bello, perché poi uno si ricorda. Ecco, la mostra di musica leggera era organizzata da Gianni Ravera, che però aveva un contraltare di manifestazione a Mestre, che si chiamava Festival di Avanguardie e Nuove Tendenze. Aveva vari spazi che occupava, il Teatro Corso per esempio, dove venivano fatte delle cose, portando anche musicisti non ancora famosissimi oppure che facevano cose non propriamente commerciali, più in linea con la tendenza del rock e dell'avanguardia di quell'epoca.
Uno di questi, io per esempio lo vidi, me lo ricordo bene, il 73, luglio, 2 luglio, lo fece allo stadio Baracca di Mestre, e c'erano un sacco di gruppi italiani come gli Osanna, il Cervello, e me lo ricordo bene perché io andai lì anche se la mattina dopo avevo l'esame di maturità l'orale, e quindi passai, invece che a studiare, andai a sentirmi un po' di musica, perché lì c'era il gruppo di John Heiserman, che era il batterista dei Colosseum, che arrivava col suo nuovo gruppo chiamato Tempest. L'editore di Mestre sempre c'era Fiesso d'Archetico, che ospitava dei concerti prima delle serate disco alla taverna. Lì ricordo di aver visto gli Uriah Heep prima degli Opopi. E poi c'erano Tasinato e Sanavio che imperversavano, occupando spazi e portando musicisti un po' dappertutto. In realtà Mestre aveva e ha avuto fino a un paio di anni fa delle fiorenti stagioni musicali. Ha occupato con eventi medi, grandi, piccoli, ogni spazio possibile, dalla piazza Municipio di Marghera. Lì ricordo perfino che ci furono delle rarissime pubbliche visioni cinematografiche del film di Bob Dylan, Rinaldo e Clara, che non è mai comparso da nessuna parte ed è anche sparito dall'emissione anche clandestina di questa cosa. E c'era una pioggia torrenziale, tanto che la seconda parte me la dovete guardare chiuso in macchina, perché sennò sarei finito totalmente bombo. Poi i teatri Corso Toneolo, di Viale San Marco, l'Auditorium Bissuola, il Palasport, lo Stadio Baracca, Piazza Ferretto, l'Arena del Candiani, il Teatro Tag, l'Osteria I Canca di Vapore, il Parco di Villa Erizzo o Erizzo, a seconda di chi la pronuncia. Spazi che in gran parte sono spariti, così il Parco di San Giuliano, che è stato violato dall'Heineken e da altre manifestazioni di altro tenore, dalla musica elettronica o dalla dance o dal folk, e che non ci sono più, sono stati chiusi o sono stati dimessi o dimenticati. E questo è un altro bel problema, perché la musica, che è stata la colonna portante del Novecento e soprattutto della seconda metà del secolo, pare essere sempre un optional che deve pietire attenzione, spazi e rispetto, e perché no anche finanziamenti, sostegno pubblico, regole per poter andare in scena. E questo è davvero un grosso problema, e questo Fofano ce lo potrà raccontare con dovizia di particolari. Potremmo raccontarci anche altre storie, tipo le occasioni mancate, quelle della città della musica, che avrebbe avuto i finanziamenti europei, ma che quasi nessuno in Italia andò a prendere. Bologna l'ha fatto, ma qui poteva sorgere a Marghera, nell'area dove adesso c'è il Vega, 2 tentativi, uno di Fran Tomasi, che voleva inaugurarla con gli U2, e una di Fricchetti, il manager di Pittura Fresca, e di Tony Tasinato, che arrivò fino all'ultima settimana, poi litigarono e finì che non se ne fece più nulla. Poi lo stadio, sono decenni che si parla di uno stadio, adesso si riparla dello stadio, che doveva comprendere un sacco di cose, un nuovo teatro, un'area per i grandi concerti, lo stadio organizzato. Adesso si riparla di uno stadio, benissimo, ma ricordiamoci di una cosa, che non ha più senso pensare a una grande struttura pubblica per 30-40 mila persone che possa servire a una cosa sola. I grandi stadi del nord dell'Europa, Francia compresa, sono ormai stadi che possono ospitare qualunque cosa, con i prati a scomparsa, diventare teatri, luoghi per concerto, luoghi per l'opera, per altri sport. Andare a guardare quello che hanno fatto a Rotterdam o ad Amsterdam o in Belgio o in Francia, sono tutte strutture di utilizzi differenti. Ecco, questa è una cosa che bisognerebbe sempre tener conto. Il calcio è una delle possibili attività, ma la musica di solito invade spazi altrui. Pensandolo prima, il calcio sarebbe felice di avere un bello spazio, ma la musica sarebbe molto più felice di avere dei palasport o degli stadi dove si potesse sentire e che potessero essere ben frequentati. E questo va presentato prima, perché se tu in uno stadio non prevedi l'uscita del pubblico dal prato, con tutte le uscite di sicurezza, la gente sul prato non ce la potrai mandare mai. E così vale per mille altre cose. Io mi fermo qui, ma abbiamo molte altre cose da raccontarci e ce le racconteremo insieme.
Io torno un attimo, sempre a memoria, sulla questione del palasport di via Cavergnaghi, il Tagliercio. Di via Via Porto di Cavergnago. Via Cavergnaghi fu un errore che feci io la prima volta presentandolo e vedo che continua a mietere danni. Via Porto di Cavergnago, il Tagliercio, che iniziò praticamente, Mestre, grazie a quel palazzetto, fu la prima città ad avviare certi grandi concerti con artisti famosi, la prima città in Veneto. E questa attività venne sospesa perché, mi pare di ricordare, i vigili del fuoco fecero emergere il fatto che non c'erano adeguate uscite di sicurezza in caso di pienone. Ma a quel punto qual era l'alternativa? O sospendere tutto, come poi è stato fatto purtroppo, oppure attrezzare il Palazzetto dello Sport per poter, come ha detto Joe, fare in modo che non ospitasse solo basket, come purtroppo è avvenuto, ma ospitasse anche altri eventi, spettacoli teatrali, musica, convegni, conferenze, eccetera, e questo non è stato. E è stata anche questa una grossa occasione perduta. Posso intervenire Prego. su questo? Perché mi è venuta in mente una cosa. Esiste proprio qui, in questo comune, una struttura pensata per questo, che è il Palasport dell'Arsenale. Il Palasport dell'Arsenale è stato progettato per diventare la sede alternativa della Fenice per i grandi eventi. Esatto. Tant'è vero che ha 2 tribune frontali, una delle quali diventa la quinta per montare il palco e le scenografie, con le buche d'uscita degli artisti e con la parte posteriore che è fatta a ventaglio in maniera con le trappole acustiche per tagliare gli echi. L'unico problema di quel Palasport è che all'epoca le uscite di sicurezza potevano bastare, ma poi il fatto che mezzo Palasport finisse in acqua è stato considerato poco sicuro e questa è stata la fine del Palasport dell'Arsenale, che appunto sul lato di destra finisce su una fondamenta stretta. E peccato, perché anche quello fu cominciato con dei grandi concerti. Per esempio, io mi ricordo che lì ci fu Lucio Dalla che venne a presentare l'Ultima Luna e praticamente l'inizio della sua carriera da cantautore. C'era i Decibel di Ruggeri che erano agli esordi e così tante altre cose che lì potevano funzionare. Poi dopo si è fermato tutto. Scusa. Grazie. Allora, parlavamo prima di note italiane, grandi artisti italiani che sono giunti a Mestre grazie all'iniziativa di Michele Poffano. Lascio a lui la parola che ci racconterà la sua avventura come organizzatore di questi eventi, che credo sia iniziata ancora in età molto giovanile. Io sono di Zelarino. E ho cominciato a fare questo lavoro grazie ai concerti che vennero fatti nell'85 al campo sportivo, che era in fianco a casa mia. Vasco Rossi è stato citato, Weather Report. Ho cominciato, studiavo con poca voglia, avevo bisogno di soldi e ho cominciato facendo il facchino. Ho cominciato così il mio lavoro nella musica e a Venezia avevamo la fortuna di avere 2 agenzie nazionali, 2 grandi agenti importanti, ma non agentini, cioè avevamo da una parte Sanavio e dall'altra Frantomasi, che in quel momento Frantomasi era il più importante in Italia insieme a David Zard. Con Fran ho cominciato a lavorare facendo il suo autista in quegli anni. L'ho portato in giro per l'Italia 24 ore al giorno. Si partiva, si andava a Milano in Cono Music, si andava a Torino, si andava a Firenze ed era un continuo a caccia di denaro per poter organizzare grandi concerti. Sto parlando di tournée dei Pink Floyd, tournée dei Simple Minds, dei Simply Red, i più grandi artisti inglesi del rock, sono gli U2, venivano in Italia grazie a Frantomasi. E ho cominciato così facendo il mio lavoro. E poi dopo il concerto, dopo il disgraziato concerto dei Pink Floyd a Venezia, Fran ha avuto dei problemi, io comunque ormai avevo iniziato a fare questa cosa e ho aperto una mia società, si chiamava Venezia Spettacoli,
e ho cominciato a organizzare i concerti al Teatro Toniolo soprattutto, concerti di musica leggera italiana. E li ho portati tutti, io credo che al Toniolo sono veramente venuti tutti, da Giovanotti è strano da dire, no? Giovanotti che adesso fa questi mega concerti da 60.000, 70.000 persone, però è venuto al Toniolo, è venuto a fare note italiane, e abbiamo fatti tutti. Guccini l'ho fatto anch'io al Palasport, al Taglierzo, poi del Taglierzo parlo dopo, perché ho fatto tante cose anche al Taglierzo, ho fatto tante cose tra Mestre e Venezia, perché Note Italiane non era una rassegna del Toniolo, era una rassegna che è vissuta grazie al contributo fondamentale dell'amministrazione pubblica. Senza l'amministrazione pubblica questi concerti non si sarebbero potuti fare. L'assessorato alla cultura è sempre stato quello che ha messo i soldi per fare queste operazioni. Noi abbiamo sempre lavorato grazie all'aiuto, perché sennò i concerti di musica leggera difficilmente si pagano, perché hanno dei costi molto elevati. Il Toniolo è un teatro che ha una piccola capienza, allora erano 900 posti, poi c'è stata la ristrutturazione, adesso ne ha 730. Far tornare i conti della musica, che costa molto, è abbastanza complicato, ed è il motivo per cui oggi i concerti di musica leggera non si fanno più a Mestre. Ormai Padova è diventata la capitale perché c'è un Palasport che è stato ristrutturato intelligentemente ed è bello. Oggi il Palasport di Padova, il San Lazzaro era brutto, oggi la Chioene Arena è un bel Palasport con una buona acustica, e poi c'è il Gran Teatro Geox. Io ho avuto il piacere dal 2009 di diventare il direttore artistico del Geox fino al 2016-2017, e capisci l'importanza fondamentale delle strutture. Quello che noi oggi stiamo pagando in questa città è la mancanza di strutture studiate e adeguate a fare gli spettacoli, gli eventi. I grandi eventi ritornano. Mia figlia mi ha chiamato dicendo: papà, ho comprato i biglietti per i pinguini al Parco San Giuliano. Quindi al Parco San Giuliano quest'estate ci saranno i pinguini, che vuol dire un concerto da 50, 60, 70.000 persone, non lo so quante, tante, perché ovviamente è uno dei gruppi che vanno per la maggiore in questo momento, quindi qualcosina. I grandi eventi, grazie anche in questo caso credo al contributo dell'amministrazione, perché se no non posso immaginare che scelgano il Parco San Giuliano piuttosto di uno stadio. Non c'è un motivo tecnico. Andare in uno stadio vuol dire avere tutta una serie di strutture che al parco non hai, camerini, corrente elettrica, acqua potabile, chiusura della struttura, biglietterie, che sono tutta una serie di costi che se tu vai al Parco San Giuliano qualcuno ti deve coprire. Se tu vai là vuol dire che l'amministrazione ci ha messo dei soldi. Questo è poco ma sicuro, ma va bene così, secondo me. È chiaro che le strutture servono. Il grande successo del Geox è che il più grande teatro che c'è nel nord-est, 2.500 posti a sedere, nessuno si sognerebbe mai di venire al Toniolo piuttosto di andare vuol dire perdere soldi di incasso. Posso fare una domanda? Sì. Tornando sempre a Mestre, visto che Mestre fu quella che iniziò questa attività concertistica nel Veneto, e come diceva Gio è strategicamente posizionata al centro, perché il Trevigiano e il Friuli sono da 20 minuti a un'ora di strada, Padova è a un quarto d'ora, poi c'è Vicenza, Treviso, eccetera. Quindi era centrale Mestre. Perché non si è fatto un Palageox a Mestre? Allora, intanto il Geox è una struttura privata. Il Geox non è stato fatto da un'amministrazione pubblica, è stato fatto da un privato, un imprenditore nel settore dello spettacolo che ha investito di suo, lungimirante, ha capito che quella era la strada, ci ha messo qualche centinaio di migliaia di euro, ha avuto dall'amministrazione soltanto l'area che è pubblica, su cui lui paga un affitto. Quindi l'ha avuta gratuitamente? No, paga un affitto. Paga un affitto. Non è gratuito, ha un affitto che è ovviamente calmierato,
E quindi forse è colpa di noi imprenditori mestrini e veneziani che non abbiamo saputo in questi anni fare un investimento di questo genere. In questo Diego Zabeo, che è Zed, è stato più bravo di me. Non sono d'accordo. Allora, sì, è vero del Geox, se posso intervengo. Claudio Donà, ex collaboratore anch'io per la parte jazz e blues del Gazzettino, ma ho avuto anche il piacere di sostituire Gio in qualche occasione. Mi ricordo Sanremo, no, Sanremo purtroppo no, lui non saltava mai. Mi ricordo Iannacci e Paolo Conte, per esempio, che ho recensito io. Vabbè, poi sono da 40 anni non fondatore, ma sono il direttore artistico di Caligola, un'associazione culturale del territorio che è nata nel 1980. Chi ha fondato il Caligola? Io ci sono, adesso stiamo qui delle altre persone. Io sono entrato nel Caligola, già scrivevo per il Gazzettino e organizzavo comunque delle cose per conto mio nell'82, quando loro avevano aperto un locale a Mestre, prima ancora del Vapore, c'era un locale storico, si chiamava Magazine, è durato 1 anno e mezzo vicino alla stazione. No, volevo intervenire su questa cosa, è vero. Zabeo è un grande imprenditore, ha fatto questo grande passo. Qui però abbiamo avuto una grande chance. Qui entro a gamba tesa, perché io ho organizzato molti concerti al Toniolo, abbiamo avuto la fortuna di avere un'amministrazione pubblica che, come diceva giustamente Michele, consentiva di presentare eventi che non si sarebbero pagati da soli, perché ho fatto anche del rock di Contaminazione, David Byrne, i King Crimson, altre cose così, e oltre che il jazz, chiaramente. Neanche il jazz si paga da solo, ma neanche la musica classica e neanche la musica lirica. Ragazzi, un'opera della Fenice, secondo voi gli incassi di 5 rappresentazioni pagano un allestimento? Io ho lavorato come credo che il comparsa alla Fenice statale sia sull'85%, anche 90%. Io ho fatto la comparsa alla Fenice, sentivo le voci di corridoio, una buona voce allora prendeva l'equivalente di allora, parliamo anni 70, 10 milioni al giorno, poi c'era l'allestimento, il regista, il direttore d'orchestra, la scenografia, c'era una massa che lavorava. Quindi qui abbiamo avuto una grande occasione, avevamo un comune che aveva molti soldi, è inutile dirlo, nasconderlo, perché c'era il jazz a Mestre, era centrale, c'era una storia comunque musicale, però eravamo, se voi vi ricordate, negli anni 70 la Roma di Nicolini, le estati romane, e c'è stato una sorta di gemellaggio politico. Qui c'era l'unica giunta di sinistra del Veneto, un gemellaggio politico che ha fatto sì che si cominciava, io da appassionato, non ancora organizzavo, andavo ad ascoltare delle cose che organizzavano, mi ricordo a Mestre, qui veniva in piazza l'Art Ensemble Chicago, facevano il pullman del jazz, cioè c'era un'attività sui concerti nei giardini che veniva finanziata completamente dai soldi pubblici. Qui non sono mai mancati fino a pochi anni fa. Ora forse il comune deve essere in crisi. Noi avevamo la fortuna di avere un comune che aveva la legge speciale e aveva un casinò inutile, incredibile, perché già ricordo alcuni concerti così vagamente del casinò, ma io l'ho vissuta anche come organizzatore. Lì c'era uno esborso importantissimo per portare anche dei nomi per pochissime persone. Ma un conto passi il Teatro alla Perla, io ho visto e ho organizzato, sono anche contento di averlo fatto, però pensare quello che è stato investito per portare nella sala di Carmen Ramin Kalergi per 150 persone a gratis dei nomi che gli americani avevano pagato $200 solo per essere presenti senza neanche mangiare e bere. Avevamo questa fortuna qui a Mestre e avevamo le condizioni ottimali che diceva Gigi. Potevamo diventare noi il centro del Veneto e c'era questa grande scommessa. Il Toniolo non bastava, il corso non bastava, il Toniolo aveva 900, abbiamo riempito anche 1000 noi col Toniolo nei tempi d'oro, quando anche il jazz una volta portava pubblico al Toniolo, ma anche con David Byrne per esempio nel 94, non bastava più. C'era questa grande scommessa, qui sono stati investiti non briciole in questo centro in cui stiamo parlando, e qui io ho lavorato qui all'auditorio, non briciole ma una mole incredibile di soldi pubblici, prima che fosse fatta l'operazione dei cinema. Pensate prima del cinema Cosari Candiani, miliardi. Qui io ricordo, abito qui vicino, durante Tangentopoli hanno bloccato i lavori, mi ricordo, c'erano il cemento con i ferri che si arrugginivano perché non riuscivano a finirlo. La grande scommessa era Mestre, aveva quelle potenzialità, noi portavamo David Byrne, King Crimson, Cesaria Evora, Paco De Lucia, Gauccini, Conte, Fabrizio De André, al Toniolo, al Malibran,
al corso. Palafinice. Il Palafinice ci ha salvato, perché lì abbiamo fatto Nora Jones, abbiamo fatto King Crimson, eccetera, David Sylvian, concerti. Io ricordo sempre quel concerto straordinario di Fabrizio D'André, mi rimarrà nella memoria per sempre, Compay Segundo e i cubani, e dovevamo costruire questa cosa. Quello che noi chiamiamo auditorium era la sala prove di un grande auditorium. C'era una scommessa, Fenice e Comune di Venezia devono fare qui una grande sala da minimo 1.500, con possibilità di fare carico scarico con i camion. Sappiamo i problemi tecnici e logistici che ci sono, andare al Toniolo a scaricare già c'erano prima. Uno spazio da 700 non fai nulla di importante, per fare un grande spazio che consentisse alla Fenice anche di venire a Mestre a produrre, perché qui potevi fare delle grandi produzioni anche liriche. E quando i 1.500, adesso non in 2,5 di Z, ma in quegli anni, con i 1.500 alcuni concerti in cui il comune doveva mettere gli allora 10 milioni per farti andare a pari, gli esauriti, e parliamo sempre di esauriti, King Crimson, doppio trio al Toniolo, esaurito in praticamente da 20 giorni, 94, avendo avuto una sala da 1.500, o anche forse De André, non lo so, si potevano quasi pagare da soli. E questa era la grande scommessa. Candiani, grande auditorium, centro del Triveneto, sala di produzione, quindi sala prove, auditorium, sala polivalente, incredibile, centro, tutta la tradizione dei concerti che stavano, ormai eravamo al centro del Triveneto, non del Triveneto, venivano da tutte le parti, sono stati i primi tra l'altro a fare i numerati. Aggiungo un parcheggio sotterraneo. Che è I numerati. E qui invece è stata un'occasione, grande occasione perduta. Posso ricordarti? Non hanno fatto l'auditorium e hanno fatto questa cosa che si chiama Centro Culturale Candiani. Posso ricordarvi due cose. Intanto che il Centro Culturale Candiani aveva nel progetto originale anche un'arena per spettacoli sotto, che poi è stata 2 volte eliminata. Prima perché è stata tolta dal progetto l'arena tipo Teatro Greco, che doveva essere sotto e serviva appunto per questo. Poi è stata eliminata anche la parte esterna che era rimasta, dove doveva esserci una gradinata e uno spazio attrezzato per concerti. E poi lì è cambiato tutto. Sì, esatto. Ma c'era, l'hanno fatta e poi dopo è sparita. Poi i soldi sono stati investiti ma ci dimentichiamo di una cosa, per che è quello che ristrutturare il Toniolo. Cioè, hanno fatto questa cosa che vabbè è bella perché noi la utilizziamo, c'è la sala conferenza, l'auditorio da 200 posti, un sacco di salette, ma nessuna sala per ospitare una grande mostra, e hanno ristrutturato il Toniolo. Cinema, che era un cinema, un cinema teatro, e hanno investito un sacco di soldi per ridurre la capienza da 900 a 720, e peggiorando l'acustica del teatro, tra l'altro, posso dirlo da appassionato di musica acustica, che con il lavoro di strutturazione è peggiorata. Quello capita perché la così. Questa è stata una mancata scommessa mestrina. Volevo ricordarvi una cosa che qui abbiamo dimenticato, e che fu l'incendio della Fenice che produsse, fra le tante cose, il Palafenice al Tronchetto. Il Palafenice al Tronchetto fu un successo, perché per la prima volta intanto unì la popolazione veneziana e quella mestrina su un luogo che stava a metà strada e che era facilmente raggiungibile di qua e di là, anche con i famosi camion che potevano finalmente arrivare a scaricare direttamente sul palco e non via. E ha funzionato finché è durato, e quella era una cosa che andava tenuta in considerazione. Essendo ovviamente una struttura pubblica su terreno privato, aveva dei costi di gestione che poi hanno portato alla cancellazione, ma l'idea di base dimostrava che la possibilità di fare, e quindi anche l'interesse e l'esigenza, c'era e funzionava. Io vorrei tornare un attimo a Michele Fofano. Abbiamo accennato adesso alla riduzione del Toniolo da 900 e tanti posti a 700, per cui è una cosa, non vorrei dire offendere nessuno dicendo che è una cosa risibile, 700 posti per un concerto di qualità. Il Teatro Corso, qui c'è anche Gian Antonio Furlan, potrebbe proporsi come alternativa per una nuova rassegna di note italiane? Io me lo auguro, però è un teatro. È un teatro, facendo un paragone con il Toniolo, il Corso ha molta più capienza,
ha 150 posti in più. Il corso oggi ha 886 posti. Aveva 1400, no? Non lo so, questo lo può dire Antonio. Si sono allargati i sederi. 886 posti, però ha un palcoscenico che è più piccolo e meno attrezzato del Toniolo. Quindi non ci sta una grossa produzione musicale. Oggi c'è un concerto, ci sono i musici di Francesco Guccini che suonano in acustico. Il 3 di dicembre c'è Fabio Concato, il 12 c'è il coro degli Harlem Gospel, e quindi si fanno delle cose, si fa della musica, però devi sempre stare attento alle dimensioni dello spettacolo, perché il palcoscenico è 10 metri per 8 la parte utilizzabile, ed è piccolo, poco profondo. Questo, per esempio, i musical ci stanno difficilmente, la danza non si può fare, quindi è uno spazio, secondo me, importante della città, e dovremmo fare di tutto perché rimanga, perché Antonio e la famiglia Furlan fa veramente dei grandi sforzi perché esista ancora il teatro, ed è un rischio quello grosso che questa città ha, di perdere un altro spazio dove si fanno spettacoli. Allora, io sono venuto al corso in alcuni di questi concerti, cito per esempio quello di Tolo Marton con Roger Glover dei Deep Purple, oppure Joe Jackson recentemente. Fatto io. Ecco, il pubblico risponde? Guarda, il problema del pubblico non è mai un problema del luogo, è un problema dell'offerta che gli fai. Cioè, è sempre la gente viene a vedere lo spettacolo. Quindi quando tu fai una proposta che è interessante, la gente ci viene, punto. Non ha importanza che sia il Toniolo piuttosto che il Teatro Corso. Però, dipende da quello che ci metti dentro. Sì, ma è lo spettacolo che viene a vedere la gente, non viene a vedere il Teatro Corso o il Teatro Toniolo. Comunque, è il nome che conta. Sono d'accordo. Comunque ultimamente ravvisavo in questi spettacoli, diciamo così, più occasionali di una volta, una partecipazione debole della città. Può essere debole rispetto a un tempo. Può essere, perché comunque noi facciamo tutto con soldi nostri. Quindi quando c'è Joe Jackson è perché i soldi ce li metto io, e quando c'è Rosa Glover perché i soldi ce li metto io come imprenditore, io devo fare sempre di conto. Per cui non è che posso dire vado e offro 40.000 euro faccio un nome a caso in questo momento, che ne so, a Blanco, perché venga a suonare al corso. No, non ce li ho. Sì. Quindi è sempre un problema di dimensioni, di proposte, insomma, delle cose che fai. Però... Ascolta, il tuo futuro come organizzatore? Il futuro come organizzatore, caro, in questo momento stiamo soltanto navigando a vista. E quindi io sto lavorando al Toniolo, sto lavorando al corso e sto cercando di fare, e sto studiando in questo momento, perché è cambiato completamente la proposta dello spettacolo, e capire quello che funziona è uno dei segreti del mio lavoro. Per anni abbiamo lavorato pensando soltanto alla televisione e quello che passava in televisione. Oggi questo non ha più importanza, quello che conta è il computer, sono i social, bisogna capire quel linguaggio. Se non riesci a leggere quel linguaggio non sei più attuale e non sai che cosa proporre. E quindi bisogna studiare. Io mi sono messo a studiare, adesso sto pensando a delle rassegne con artisti che vengono fuori non dalla televisione ma soltanto dai social, e vediamo se ci riesco. Alla mia età è un po' complicato, cioè nel senso che non ho più l'elasticità e le capacità intuitive che avevo 30 anni fa. In questo momento però io sto passando giornate intere guardando quello che succede in rete, chiedendo a mia figlia che ha 16, 17 anni, 14 anni, tutti gli amici, queste cose qua, che cosa guardate, cosa fai, che cosa ti piace, e tutte cose che a me non piacciono.
per cui è complicatissimo, però dobbiamo fare questo lavoro di adeguarci a quelli che sono i linguaggi di oggi. Questo è quanto. Perfetto, grazie mille. Niente, figurati. Allora, Siamo tardi, però è tardi. Parlo come pubblico, non come presidente organizzazione di queste cose. Due cose dal punto di vista logistico, una premessa, la premessa Candiani. Io l'ho seguita perché allora facevo un po' di attività politica. Diciamocela tutta, il progetto originale era un progetto completamente sbagliato. L'idea originale era quella di fare il grande teatro qui. vuoi il microfono? Il Tognolo non se ne parlava, era di proprietà privata ed era un Famiglia accessorio Boe. gestito da privati, da Boer, no? Qui si doveva fare il grande teatro. Per fare il grande teatro hanno fatto una mega galattica struttura che poi... Parlavano di auditorium più che di teatro. Una mega galattica struttura fatta tutta di vuoti, basta vediamo, è più lo spazio vuoto che lo spazio pieno, che è costato 1000 di Dio di soldi, per cui a un certo punto è rimasta incompiuta e Marino Cortese, assessore alla cultura, suppressione dei maestrini, e mi ci metto anch'io, finalmente ha detto vabbè, in qualche modo completiamo, Chiudiamolo. però soldi non ce n'erano più ed è stato completato sacrificando proprio quello spazio che era invece lo spazio originale principale del progetto. Probabilmente era stato concepito per quello spazio lì, il Candiani, cioè questa struttura qua doveva essere al servizio dell'auditorium. Questi erano gli accessori per lo spazio grande. Se ben, E gli accessori sono stati un po' arrangiati. se ben ricordo doveva essere un teatro da oltre 2000 posti, Sì. che avrebbe, e quindi adatto anche a una città di 300.000 abitanti. Gli spazi espositivi sono spazi arrangiati, quindi Sì, abbiamo una esatto, struttura arrangiata che è costata una vaga di soldi. Cioè- Una di tante occasioni mancate per Mestre, e qui c'è il fiele che mi Sì, ma da... Ecco, fatta questa premessa, due domande. Primo, il Pala Expo è proprio da escludere completamente per questo tipo di iniziative o se può in qualche modo pensarci? Due, a fianco al Pala Expo ci sono altre strutture industriali che hanno anche una certa architettura industriale e che sono utilizzate. Non è possibile pensare all'utilizzo di qualcuna di queste strutture per questo scopo? L'investimento. Allora, ho avuto la fortuna di essere in ZED, Gran Teatro Geox, nel momento in cui è stata inaugurata il Pala Expo. E noi come ZED allora abbiamo fatto un sopralluogo per vedere che tipo di concorrenza ci avrebbe dato quel tipo di struttura e se era il caso di fare una proposta per gestirlo per gli spettacoli. Allora, non è stato pensato per, e quindi è una struttura che va adeguata. Se voi siete stati al Pala Expo e ci siete stati perché avete fatto i vaccini, ci sono 4 colonne. Ora, la volta è fatta di 4 colonne, come era il Palafenice, che era una tenda da circo. Le tende da spettacolo oggi non hanno i pilastri, ma hanno delle architravi che elevano le colonne. Per cui noi abbiamo fatto un progetto per la gestione di quello spazio, mettendo le tribune tra le 4 colonne, un palco da una parte, tutte queste cose qua, vengono fuori 5.000 posti, 5, quindi uno dei problemi è la proprietà privata e l'accordo con la proprietà privata e il fatto che la proprietà privata, se avete visto come è costruito il Pala Expo, sta gestendo in proprio un parcheggio, che è un parcheggio di macchine o di clienti turisti che vanno a Venezia. Quello è uno dei motivi per cui per gli spettacoli lo spazio non è interessante, perché per quando organizzi uno spettacolo il business è sui servizi, non è sullo spettacolo in sé. Il vero business è gestire parcheggi e gestire ristorazione. Come al Geox. Come al Geox.
Quindi allora, l'utile lo fai su quello. Se tu perdi la gestione del parcheggio, non ha più senso metterti a pensare di fare gli spettacoli. E quindi oggi è lì, hanno avuto la fortuna loro, o la sfortuna noi del Covid, per cui l'hanno affittato per 2 o 3 anni. Che cosa succede dopo non lo so, rimarrà vuoto, penso. Io penso che quella struttura... no, a parte nostra no, perché io non lavoro più in Z dal 2017, però nel 2015-2016 noi un progetto e un ragionamento con la proprietà seriamente l'abbiamo fatto. È stato fatto. Poi, secondo me, se arriva qualche multinazionale della musica. C'era Live Nation sotto, quella volta c'era Roberto De Luca che stava parlando e aveva forse più chance di noi di portarlo a casa, però anche lui si è fermato, per cui... Ma vale il discorso che facevo io prima, certe cose vanno pensate prima di costruire, non dopo, No, perché a questo riadattare, proposito. costruire bene costa lo stesso. Ma riadattare ciò che è stato costruito male senza pensare in grande è una catastrofe, perché a volte ti trovi 4 colonne insormontabili. Perché i teatri tenda o i grandi eventi come quello che non era il Pala Fenice, appunto, con le sue tende da circo, sono stati rigenerati totalmente quando David Zard cercava uno spazio per Notre Dame de Paris. Certo. Che aveva un successo clamoroso, ma aveva una struttura tale da essere troppo grande per gli spazi disponibili in Italia. E lui si costruì, letteralmente partendo da zero, un progetto di teatro solo per Notre Dame a Roma, il Gran Teatro, che aveva una struttura di palcoscenico incredibile e una platea a salita che teneva fino a 4.000 persone senza ostacolo alla vista. E queste sono tutte cose che puoi fare se tu parti dall'inizio a dire io voglio costruire un X che dovrà servire a questo e questo. 2 buoni architetti e un ingegnere ti riescono a fare qualunque cosa, che andrà bene per tutto, perché tu puoi giocare a basket in un teatro, l'hanno fatto anche la box, ma non è detto che tu possa suonare in un palasport da basket, perché sono cose completamente diverse. Quindi ragionando sempre sulla cosa più difficile, che è l'acustica, il controllo del suono, il posizionamento del pubblico, dopo fai benissimo tutto, anche il calcio negli stadi, che non è più priorità in tutte le strutture moderne di stadi. Sì. Allora, io adesso, dopo aver parlato di musica, artisti italiani, di artisti del rock mondiale, cederei la parola a Claudio Donà, che io l'ho sempre ammirato per quello che ha fatto nell'ambito del jazz, che ha portato qui a Mestre assoluti mostri sacri della musica jazz internazionale. Claudio, a te. Grazie, no, siamo abbastanza lunghi. Claudio, forse. Scusami, io vi saluto, devo andare perché ai musici sono allo spettacolo di là, al devo corso. andare. Vi ringrazio e scusatemi, buona serata. Grazie Michele. Ciao, grazie Michele. Nel frattempo Zo faceva scorrere delle immagini che sono quelle che avevo preparato dei nostri concerti con delle foto. Questa mi fa grandissimo piacere, mi tocca nel cuore perché ci tocca nel cuore. Ci tocca a tutti. E Guido con Fabio Treves al Club Magazine, gennaio 1983, rassegna blues a Mestre. E fai l'immagine dopo, ecco. E questo è il primo importante concerto che ho organizzato, perché sono polivalente, critico, produttore discografico, organizzatore, ora quasi più organizzatore. Grazie a Guido Toforetti, che ringrazierò sempre, il grande Guido, abbiamo portato qui, non si usava, una cosa ho scoperto scansionando i vecchi nostri manifesti, forse perché vivevamo nella contemporaneità, non mettevamo mai l'anno nei manifesti, sì, si metteva solo la data, perché di tanto dura 2 mesi, poi si butta. Quando vai a ricostruire la storia, dici, ma che anno era? Mi pare fosse... Qui siamo nell'86, 87, no, 76, 77. No, 79, perché il Palasport Taliercio è stato inaugurato nel 78, e l'ho scritto sul file, mi pare fosse 79. Forse 79, sì, perché 79. È stata anche l'occasione per conoscere bene Joe, che poi sono passato
al Gazzettino con l'occasione. La stagione del blues è nata in 3 posti, a Roma, a Milano e a Venezia contemporaneamente. Ecco, anche questa è una cosa importante da sottolineare. Il blues, fra le tante, ecco, e prima dei Blues Brothers. Grazie a Guido, sì, grazie a Guido che ci ha fatto conoscere musicisti importantissimi. Guido andò a Londra e contattò Alexis Corner, che Alexis Corner è il padre del blues inglese, cioè quello sotto la cui ala protettrice si forgiarono tutti i musicisti più famosi di oggi. Anche i Rolling. Partendo dai Rolling Stones, che nacquero sul palco, sotto al palco di Alexis Corner, e che ogni tanto salivano uno qui, uno lì, a suonare con la band aperta, chi voleva venire a suonare poteva entrare, e quindi lì si conobbero, si misero insieme e decisero di fare un gruppo, chiedendo prima di tutto a questo signore che è indicato sotto, Paul Jones, che allora era il cantante dei Manfred Mann, se voleva unirsi, ma lui disse no, non mi interessa, sono con i Manfred, va benissimo, e allora chiesero a un altro ragazzo di lì che suonava l'armonica e si chiamava Mick Jagger, e così cominciò la storia. La storia vuole che Toffoletti, morto il padre, andasse a Londra a cercare di conoscere i suoi idoli e trovò in un locale di Londra al Marquis un altro grande bluesman che era Long John Baldry, gli parlò dopo un concerto e gli chiede se poteva conoscere Alexis Corner, e Long John Baldry telefonò ad Alexis Corner dicendo: c'è qui un ragazzo di Venezia che ne sa di noi più di noi stessi, se lo vuoi incontrare. E così cominciò tutta la storia, e non è una storia piccola, perché è la storia della diffusione del blues a nord-est e dei contatti fra tutti i musicisti che in qualche modo volevano conoscere o suonare il blues con i giganti di quella musica dell'epoca, e che si ritrovarono a suonare insieme grazie alla band di Guido, che è stata una vera nave scuola per il blues, non solo nel nord-est, in Friuli ancora adesso c'è gente che suona in Veneto, in Friuli, ma anche altrove, avendo iniziato con la sua band. Uno di questi sarà al Teatro Toniolo a dicembre, che fu proprio chiamato all'esordio ad hoc quando aveva 19 anni. Andiamo in TV, posso venire anch'io da vieni a suonare, e si chiama Alex Britti. Alex Britti, un bravo bassista. 22 dicembre a Toniolo, visto che parliamo dei grandi concerti qui. Vedi che l'errore si ripete. L'errore di Via Cavergnaghi, faccio ammenda dopo 50 anni, è mio. Io da veneziano nessuno sapeva come diavolo si chiamasse la via di dove era stato costruito Porto di Cavergnago. Via Cavergnago, Cavergnaghi, Porto di Cavergnago. Dico vabbè, mettiamo via Cavergnaghi e poi vediamo. E lì è rimasto in eterno, e non c'erano cartine e neanche internet per poter controllare. Purtroppo il problema è che a volte le cose che tu sbagli durano molto più a lungo di quelle che hai fatto giusto. Brevemente, perché poi vogliamo lasciare giustamente spazio a delle bellissime foto che ci ha regalato. Ecco, questo è il primo concerto in assoluto di Caligola, io non ero ancora di Caligola, e fu fatto al cinema, diceva Joe, uno spazio impossibile, il Cinema San Marco, palco strettissimo e lungo, non c'era profondità, però lì era il piano solo e voce, proprio il primo Conte quando scriveva canzoni per gli altri, usciva con i primi dischi a suo nome, prima ancora di avere la band che poi spopolò a Parigi. Questo era gennaio, e questo il numero 1 di Caligola è questo. 28 gennaio 1980, quindi il prossimo gennaio facciamo 43 anni. Claudio, mi hai ricordato giorni fa che hai incontrato successivamente Paolo Conte. Infatti vedi quella dedica, e io allora scrivo la Gazzetta. Io sono andato al concerto di Paolo a Stra, e lui ci ha parlato un po' strani, no? Quando siamo entrati con i 2 manifesti, questo ed un altro che è quello del Corso, che è il primo tournée con il gruppo, con Jimmy Villotti e Verde, fatto da Tapiro, un bel manifesto nell'83 mi pare, 83 deve essere stato. 2 anni dopo già Ponte era decollato grazie ai successi francesi, non come autore, lo era già importantissimo, ma era come cantautore, quindi come anche interprete, non solo come compositore. Sì, poi gli ho fatto vedere i manifesti, si è messo a ridere, poi si è ricordato, perché sono quelle cose che rimangono anche presso per un artista della memoria, suonare in certi spazi. C'erano 200 persone quella volta al Cinema San Marco ad ascoltare Paolo Conte
piano solo e voce, ci ha fatto la dedica, però datata 2000, non è un falso, non ha voluto scrivere 1980 molto correttamente, una persona come lui, insomma, avvocato. E niente, poi brevemente, perché la storia è lunga, però gli anni 80 e 90, visto che di rock e di musica leggera si è molto parlato, sono stati importanti anni anche per il jazz. Noi abbiamo avuto la fortuna appunto di trovare uno spazio che per noi andava benissimo allora, il Toniolo, che aveva 900 posti, perché la nostra musica non è una musica che muove gli stadi, no? A parte Miles Davis, qualche occasionale concerto, Weather Report, qualche nome importante, ma per il resto i teatri grandi ci bastano. E abbiamo avuto la fortuna di trovare un momento in cui l'amministrazione comunale pubblica era molto attenta anche alla musica extracolta, e quindi abbiamo costruito delle stagioni privilegiando una cosa, ecco, una cosa che tengo, e lo dico sempre negli incontri, no? Perché dalle altre parti si pensava sempre al festival, alla formula festivaliera, poteva essere più comodo, no? Lavori meno, organizzi tutto per fare in una settimana il festival jazz di Mestre Jazz Festival, adesso c'è Vicenza Jazz Festival, c'è il Padova Jazz Festival in questi giorni, concentri tutto il tuo lavoro in una settimana e ti crei, e poi alla fine muovi un budget anche inferiore. Noi abbiamo puntato invece sulla stagionalità, e qui io lo confesso, il grande rammarico, ho toppato, nel senso che il mio intento da appassionato di musica, da studioso anche di musica in qualche maniera, non solo legato al jazz, ma legato al rock, legato alla musica contemporanea, la bellezza, la scommessa di Mestre era avere, se non c'è più Michele, ma anche la canzone italiana di qualità, perché un conto sono gli eventi per fare il pubblico, un conto poi anche la musica di qualità, che non può pagarsi da sola, ma che ha tutta la dignità per stare a fianco della classica, della danza e di altre cose, del teatro di prosa, che costa tantissimo, perché le compagnie stabili non stanno in piedi con gli incassi, anche lì, della biglietteria, ma perché sono i finanziamenti dello Stato, del FUS, no? Allora, la scommessa era che il Mestre, dove era diventata, tu venivi qui al Toniolo, avevi una stagione che partiva da settembre-ottobre e arrivava fino a maggio, 84-85, dico di nomi a caso, Don Cherry, Art Ensemble, Lester Bowie, poi per arrivare a John McLaughlin, Cicorea, e finivi la più gloriosa 87-88, siamo partiti con Ornette Coleman e siamo finiti con Sonny Rollins, per capirsi, ma non concentrati in un festival. Quindi le persone di cultura venivano da Padova, venivano da fuori, da tutto il Triveneto, perché poi siamo stati anche i primi a pensare che era giusto dare un'offerta musicale di qualità e confortevole, perché io venivo dagli anni della contestazione del jazz, degli sfondamenti a Padova, che ho fatto l'università a Padova, quindi ho vissuto quegli anni 70 un po' problematici anche per il rock, perché va detto, anche perché c'è stato un po' di buio concertistico a Mestre, i fortunati andavano all'estero ad ascoltare i concerti rock, poi dopo i fatti del Parco Lambro, 75-76, non ricordo l'anno esatto, furono interrotti per decreto legge del governo i concerti rock in Italia, perché erano considerati pericolosi, e fino a che dopo il rapimento Moro si è un po' stemperato i famosi anni di piombo, la cosa è ripartita, e non è un caso che il Palasport di Mestre, inaugurato nel 78, dal 79 ha cominciato a ospitare i grandi concerti. Nel 77 e 78 forse non sarebbe riuscito a ospitarli, perché non si poteva fare concerti rock in Italia, sono stati proibiti per problemi di ordine pubblico. Io andavo a Padova, ero studente, non avevo soldi, aspettavo che partisse il concerto jazz al Palasport dell'Arcella, e la polizia non gliene fregava più di tanto della musica, partiva il concerto, poi si faceva uno sfondamento molto delicato, si faceva finta di sfondare, aprivano le porte e andavi a sentirti i concerti gratuiti. Era un'occasione per stare insieme alle loro il concerto, poi dopo la musica veniva in secondo piano. E poi è diventata occasione da incontro e occasione di scontro. Di scontro. E invece gli anni 80 e 90, la grande scommessa di Mestre per me è persa, che non sono riuscito a far capire questo, che le nostre stagioni di musica, chiamiamole extracolta, poi abbiamo avuto anche dei funzionari intelligenti, ci hanno dato spazio e credibilità. Musica e linguaggio era nata per questo, perché non fare la stagione che si chiamava stagione di jazz? A un certo punto abbiamo smesso di firmare le stagioni come jazz a Mestre Jazz, ma si chiamavano musica e linguaggi dal 93 in poi. Per 15 anni, vedete i manifesti che sono scorsi prima, Noah, Cesaria Evora, Patti Smith al Toniolo, cioè
eventi importanti perché davamo spazio a tutte le musiche, Michael Nyman e Steve Reich, la musica contemporanea, il minimalismo, l'Africa che Fricchetti ha portato a Tognolo. C'era la possibilità, la grande scommessa persa per me è stata questa, sono rimaste le stagioni di musica classica, benissimo, che fanno ancora l'Ottocento, perché poi non sono molto sbilanciati in avanti già a fare male, Stravinsky è un'impresa, no? Si arriva a Massimo Abrams, e si vede tantissima musica classica, si vede il teatro di prosa, si vede la danza, ma non si vede la musica contemporanea, se non con iniziative sporadiche. A un certo punto al Tognolo, sapete, giusto come aneddoto, dopo dico di Miles Davis, ci hanno detto che il jazz faceva pochi posti, poche persone, quindi non era più interessante per l'amministrazione pubblica. 2009, rassegna Piano Time, Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, Randy Weston e il duo Rita Morcotulli e Danilo Rea che musicavano Sferatu in tempo reale, non lo Sferatu adesso, un altro film muto importantissimo. Metropolis, bravissimo. Abbiamo fatto solo 500 paganti con il grande Abdullah Ibrahim, abituati agli esauriti degli anni 90, e chissà perché hanno detto, c'è il Candiani, è piccolo, per il jazz può andare bene, abbiamo fatto delle cose importanti, anche qui anche sovradimensionate rispetto allo spazio di 200, anzi 199 biglietti vendibili per l'agibilità. Però io sono andato come ospite perché conosco bene una gente, mi ha invitato a un concerto io considero uno dei migliori pianisti oggi viventi, io lo adoro, un piano solo di Gonzalo Rubalcaba, che è una star del piano mondiale, non è Jarrett, che non sono più purtroppo, ma poco sotto, e fa teatri all'estero, Royal, Bertolli, importantissimi, grandi festival, e c'erano 180 persone, ora non capisco perché nel 2009 erano poche, 500 persone, e non valeva la pena aprire il Tognolo per il jazz perché faceva poca gente, e poi ho visto all'interno di un festival qui come ospite 2 concerti al Tognolo con 200 persone presenti. Non sempre la musica classica fa gli esauriti, e quindi questo è un problema grosso. La spesa pubblica per l'Italia deve andare alla cultura. Io penso che questa musica contemporanea, io amo, dal blues, passando per il jazz, ma anche certa contemporanea, sperimentale, va sostenuta. Ok, la Biennale Musica sicuramente è una forma importante. Qui abbiamo a Mestre perso, lo confesso, una grande scommessa. Siamo diventati anche nel jazz la serie B del jazz, perché io ieri sera ero a Padova a vedere il Padova Jazz Festival, in maggio andrò a Vicenza a vedere New Conversation a Vicenza, posso andare a Udine Jazz, posso andare d'estate a vedere, però qui sì, qualche concertino, perché grazie al volontariato poi si fanno anche gli Eros Jacket al Teatro del Parco, ma sono episodi occasionali fatti con molta fatica. Manca quella continuità che ci ha consentito di crescere, di lasciare, non a caso adesso mi interessano molto meno i concerti, seguo da 25 anni delle produzioni discografiche che si chiamano dischi, non si usano più, ma siamo anche in digitale, quindi sono molto più interessato alla produzione che non all'organizzazione di eventi, anche forse per una questione di età, di fatica, come diceva Michele, fatica fisica nell'organizzare, avendo cominciato da studente al liceo scientifico a organizzare i miei primi concerti nella seconda metà degli anni 70, e poi avendo alle spalle questo curriculum. Però un grande peccato, Mestre ha perso, lo ripeto, un grandissimo occasione per un po' di miopia, perché non sempre abbiamo avuto dei politici che hanno saputo leggere, capire e guardare un po' avanti, e non agli interessi del momento. E purtroppo questo è un po' provinciale dirlo, e dispiace un po'. Poi vabbè, per chiudere, 2 aneddoti. Miles Davis, diceva Joe, al Marmellata, perché non ricordo perché, io l'ho vissuto in prima persona perché ho accompagnato Miles dall'hotel Cipriani dove era alloggiato alla Giudecca in motoscafo, poi siamo arrivati al concerto magico con un grande Robben Ford, l'unica tournée di Miles Davis con Robben Ford, 2000 paganti, ma abbiamo perso la scommessa perché ne aspettavamo 3000, poi eravamo un po' inesperti, eravamo un po' inesperti e quindi siamo stati un po' gabbati perché
l'agenzia ci aveva obbligato a prendere un impianto audio pazzesco da Milano, bastava e avanzava il nostro bravissimo impianto di Padova, e abbiamo speso 5 milioni di allora. Abbiamo messo giù perché la gente deve vedere il jazz giustamente seduto, si pagavano 25.000 lire, che erano tanti allora. E c'erano i divanetti, perché anche questa bellissima discoteca aveva un sacco di divanetti, hanno allestito un'arena all'aperto all'americana, col bar circolare, tutti questi divanetti, tu ascoltavi Miles seduto in divano all'aperto, ma non bastavano 2000 divanetti, dico arriverà un sacco di gente, e ora noleggia e scarica 1000 sedie, perché se arrivano 3000 persone dobbiamo dare a tutti il posto seduto. 1000 sedie, perché io avevo visto da critico Umbria Jazz più volte Miles allo stadio Curi, lì arrampicati dietro, perché non si poteva andare sul prato, come diceva John, non c'erano, e quindi si vedeva dalla tribuna, una cosa bruttissima avere il musicista a 50 metri di distanza. Dico no, noi dobbiamo dare la musica nei modi, abbiamo perso una cosa come era l'equivalente di un mini, poi hanno avuto i voli un sacco, sbaglio nostro, la sfortuna di campare in una delle 3 clamorose svalutazioni, allora c'era la lira, e ogni tanto succedeva che svalutava sul dollaro, e Miles Davis veniva pagato in dollari. Siccome la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo, abbiamo fatto il bonifico il giorno della grande svalutazione, perché abbiamo perso un mini appartamento, abbiamo fatto i calcoli, allora erano una cosa tipo 30 milioni di lire, poi eravamo per fortuna tanti, una dozzina di soci, ognuno ha messo il suo, chi ha fatto la specie errata. Ognuno ha rimesso il suo. Io ero fortunato perché lavoravo già, e quindi avevo impiegato a tempo indeterminato, quindi potevo permettermi anche di buttare all'aria 2 milioni. Ecco, è stata questa una bella esperienza, come è stata altrettanto bella, non mestrina, aver avuto il privilegio a Venezia di fare l'anteprima mondiale al Teatro Verde di San Giorgio nel 2001, e abbiamo fatto rincontrare i 2 morosi sul palco, Lou Reed insieme a Laurie Anderson hanno fatto la prima mondiale a Venezia, e questa è stata un'altra grande bella soddisfazione. Non è Mestre, ma comunque noi siamo comune, no, di Venezia. E va ricordato che ai concerti mestrini di Laurie Anderson Lou Reed si sedeva a fare il pubblico e se li ascoltava. Ultimo aneddoto, David Byrne, esaurito in prevendita, questa scommessa, il primo concerto rock importante, dico ok, musica e linguaggi aperta, rischiamo David Byrne, ma sì, rischiamo David Byrne, c'era comunque una copertura del comune, ma era un concerto comunque, nonostante la copertura, a rischio, si doveva fare all'esaurito, c'era Roberto De Luca alle prime armi, fa no, bisogna farlo, veniamo da Lubiana, andiamo a Milano, Mestre, ma noi abbiamo anche la fortuna di essere sempre nel tragitto est-ovest, e quindi tanti gruppi passavamo di qua, avevo delle occasioni incredibili, perché Venezia era a metà strada fra Lubiana, Zagabria, Vienna e Milano e Torino, no? Quindi passavano di qui. Facciamolo, primo concerto rock importante, Tognolo, le cucine montate nel parcheggio, un sacco di problemi, esaurito in prevendita, 900 biglietti che allora teneva il Tognolo, a prezzo molto alto, numerato, si faceva tutto sempre con i posti numerati. Adesso è normale, ma a quel tempo non si usava fuori di Mestre, andare ai concerti di rock, di jazz con i numerati e con il posto garantito. Finiamo il concerto e Roberto De Luca non sapeva chi fossi, no? Mi vedeva come un organizzatore, uno dei tanti, fa David Byrne mi andava a trovare una sua amica in un club a Mestre, fa c'è qualcuno che lo accompagna, puoi chiamare un taxi? Dico chiamare un taxi, avevo una macchina decorosa, una croma bianca, dico guarda c'è la mia macchina parcheggiata del Tognolo, faccio io l'autista, non digli che sono... E lui è montato in macchina e siamo andati, sai dove? Alla Donna Flor, gestito da Roberto Bertoluzzi. Noi eravamo esauriti al Tognolo con David Byrne, lui era esaurito al Donna Flor. Sapete con chi? Con uno dei più grandi interpreti contemporanei della musica brasiliana, la grandissima Marisa Monte. E Byrne la conosceva, il suo percussionista tra l'altro era brasiliano, andarono lì, si misero in mezzo al pubblico quando le guardie ci volevano buttare fuori perché il locale era strapieno, siamo entrati, ecco, un po' Mestre, una piccola New York, tu esci dal Tognolo, vai al Donna Flor, David Byrne va a ascoltare Marisa Monte, e Rava ci diceva, allora qui chiudo, in memorabilia, perché mi pare essere proprio il vecchio che racconta, Rava ci diceva quando c'era Tag, Vapore, Donna Flor e non mi ricordo che altro, quando vengo Mestre, ma siete
come essere al Village qui, C'era avete anche- 4 o 5 locali. C'è stato anche il periodo del Terminal. Stavo pensando, dove addirittura vennero a fare un convegno internazionale con concerto dei Journey, chiuso però sigillato solo per quelli del congresso. Allora, Io direi di lasciare perdere la memoria e pensiamo No, al se no. futuro. Purtroppo ne abbiamo tanta, quindi finiremo la settimana prossima. allora, io concluderei questa serata facendo vedere le foto del fotografo Diego Landi, e grazie alle foto di Diego Landi vedremo alcuni degli artisti famosi che Claudio Donà ha portato a Mestre. Gio, vuoi che vengo io lì? Sì, ecco, Claudio, Il primo è uno che conosci, credo, no? questo qui non sembra, ma un professore di filosofia. Chi è Claudio? Massimo Donà, è suo fratello, che è un trombettista e ha al suo attivo vari CD, e in particolare nel campo musicale la pubblicazione di alcuni libri, La filosofia dei Beatles e La filosofia di Miles Davis. Il secondo, questo qui si vede poco, è Fabrizio Bosso, trombettista torinese, vincitore di un Italian Jazz Awards. Il prossimo dovrebbe essere Don Byron, statunitense, clarinettista e polistrumentista. Nulla a che vedere con l'americante. Questo anche qui si vede poco, è Mauro Periotto, contrabbassista, apprezzato in Italia e all'estero, deceduto nell'agosto 2010. Questo è italiano, è Paolo Fresu, trombettista sardo di Berchidda, uno dei maggiori artisti jazz sulla scena contemporanea. Un gigante, Tutti vero? artisti che Mestre ha ospitato. Questo è Fabio Treves, per chi ama il jazz e il blues, è un volto inconfondibile. È il più celebre armonicista italiano in attività da decenni con la sua Treves Blues Band. È uno dei 3 pionieri dell'inizio della stagione del blues italiano, lui da Milano, Esatto. e Roberto Ciotti a Roma, praticamente a distanza di settimane l'uno dall'altro, senza sapere niente l'uno dell'altro, pubblicarono ciascuno il proprio primo album, quindi in pochi mesi ci furono 3 grandi uscite da cui partì tutta la vicenda del blues italiano nel 1976. Questo qui lo riconoscete tutti, anche se qui è in versione giovanile. A capelli corti. Tutte le sere Senza coda. su Rai 3 alle 20:20 circa, è con la moglie che conduce c'era una casa Casa Bollani. sì, Casa Bollani, sì, esatto, in via dei Matti numero 0, esatto, che riprende la canzone di Endrigo. Questo è Art Farmer, trombettista statunitense, scomparso nell'ottobre 99. Ha collaborato con Monk, Charles Mingus e Jerry Mulligan. Questo è Dino Saluzzi, bandoenista argentino della provincia di Salta, un luogo fuori dal mondo, che ha diffuso il tango argentino, però con quella matrice tipica delle montagne andine. Questo successivo lo conoscete tutti, di Eugenio Finardi, cantautore milanese, polistrumentista, noto per il suo debutto nel 76 con la famosa La Radio e la mitica canzone La musica ribelle. Questo è Erwin Van, belga di Anversa, giusto? Sassofonista, arrangiatore e compositore. Questo è un contrabbassista, non so se voi lo conoscete, non mi ha messo il nome, Diego Landi. Il successivo è Archie Sheep, statunitense, sassofonista, oggi 85enne, cultore del free jazz. Questo è Tony Scott,
considerato il più grande clarinettista della storia del jazz, pur essendo in ottima compagnia. Quest'altro è un altro giovanissimo cantautore italiano che è venuto più volte al Toniolo, è Vinicio Capossela. Capossela, abbiamo degli aneddoti a vincitore Mestre. di 4 targhe Tenco, artista totale, e definirlo cantautore è assolutamente riduttivo. Un altro artista... Ma no, mi ricordo, siamo stati insieme al Calice quando c'era ancora il Calice, dopo un suo concerto al Toniolo, appunto. E a un certo punto lui era un grande assaggiatore di alcolici, diciamo così, e gli disse: vuoi provare questa? E gli portarono una bottiglia di grappa alla vipera con la vipera dentro. E lui disse: ma mio Dio, ma che schifo, ma che cos'è? Ma è una grappa, fammi bere. Un'altra volta invece si presentò a Capodanno verso le 4 del mattino a Padova, invece in un altro locale, c'era molto male in arnese, e chiese di entrare, ma stavano praticamente chiudendo, mandando via tutti dopo il veglione, e il proprietario gli disse: no, guarda, senti, a quest'ora qui io non ti farei entrare neanche se tu fossi Capossela. Lui fa: ma sono io! Lo fecero entrare. Passiamo a Rossana Casale, veneziana, nasce a New York comunque, da madre veneziana e padre americano, è una cantautrice che tutti conosciamo, ha reinterpretato in chiave jazz Endrigo, Gabert, Lauzi, Mia Martini, oppure De Moraes, Tocchigno e Chico Barche de Hollande. Ha una bellissima voce, tutta nostra. Sì. Michele Bonivento, anche lui tastierista, organista veneziano, formatosi al Conservatorio di Venezia, e anche sound designer. Queste sono le mani di Sonny Rhodes, bluesman texano, cantante e chitarrista di grande qualità, che ha alternato concerti fra Europa e Stati Uniti. Abbiamo adesso questo dovrebbe essere il contrabbasso di Maurizio Nizzetto, contrabbassista e bassista veneziano. Quest'altro dovrebbe essere Paolo Vianello, al pianoforte, che anche lui ha studiato al Conservatorio di Venezia. Volevo farvi notare la bellezza di queste foto, perché sono foto d'arte, ma anche e soprattutto alternano questo gioco di sfuocature ed elementi invece a fuoco, andando a cercare i particolari, e quindi sono foto emotive, emozionali, non il classico ritratto. E questa è la caratteristica di Diego Landi, che è un fotografo che io apprezzo moltissimo da un sacco di tempo, al punto di aver speso un sacco di soldi per le sue foto, che ogni tanto vedevo una e me la portavo a casa. Mi aggiungo una cosa per Diego Landi, delle sue foto dice: sono foto da ascoltare con il cuore, quindi foto da ascoltare, non a caso ama fotografare gli artisti di musica, vivamente sconsigliati a coloro i quali ricercano il tecnicismo e non l'emozione. Allora, questa è Angela Milanese, mestrina, cantautrice, ha iniziato come corista con Paola Turci, Renato Zero, Umberto Tozzi ed Elisa, e dal 2004 ha prodotto degli album propri. Quest'altro è Nicola Fazzini, sassofonista milanese, praticamente si individua solo il sax e l'artista dietro il sax. Quest'altro è Steve James, nato a Manhattan, polistrumentista, cantante e cantautore che privilegia il blues acustico e il folk. Questo è Elton Dean, inglese, sassofonista di free jazz e fusion, giusto? Musicista dei Just Us, dei Soft Machine in tempi lontanissimi. Quest'altro è Elton Dean, inglese, si è fatto... Questo è Elton Dean? Questo è Elton Dean. Sì, questo invece? Questo è Honeyboy Edwards. Ah, leggenda. Cantante e chitarrista statunitense, è stato considerato l'ultimo dei bluesmen del Delta Blues. Ha ottenuto Grammy Awards al miglior album tradizionale e Grammy Award alla carriera. Va ricordato che fu invitato alla Biennale Musica di Venezia all'età di 98 anni
e suonò appunto il concerto di chiusura della Biennale di Arte Contemporanea, che ebbe come una delle sue cose più importanti il fatto che fu definito il blues come la musica portante più caratteristica del Novecento. Lui era con Robert Johnson, il padre, la sera in cui Robert Johnson morì, probabilmente avvelenato per motivi di gelosia. Stavano suonando insieme in un locale. Questo personaggio incredibile. Anche questa è storia. Che ci riguarda direttamente. Chiudiamo con Paul Motian, batterista statunitense di origini armene, che ha suonato con Bill Evans, giusto? Sì, ed è uno dei più originali e tipici batteristi jazz. Questo lo conoscete tutti, anche qui in chiave giovanile, è Tullio De Piscopo, batterista, percussionista e cantautore, napoletano verace, figlio d'arte. Nella sua lunga carriera ha spaziato dal beat al rock, al pop, al jazz. Batterista di Pino Daniele agli inizi, e poi batterista anche di musica contemporanea, tanto da essere spesso ospitato alla Fenice, e va ricordato, lui era militare a Udine e ogni volta che nei weekend gli davano libera uscita, lui si cambiava in treno e veniva a suonare al Big Club a Mestre, lo ricorda spesso. Esatto. Questa è l'ultima foto e sostanzialmente è una produzione artistica. Si tratta di Massimo Urbani, geniale sassofonista romano, jazz, che appare in una composizione dell'artista mestrino Luigi Voltolina. Questo per dare un giusto riconoscimento all'arte fotografica di Diego Landi, fotografo di Marghera, dove è nato e tuttora vive. Grazie anche di Voltolina. Per la serata. Spero che vi sia stata di vostro gradimento. Voltolina che iniziò la sua carriera artistica organizzando concerti musicali, sì. A Zelarino e poi in giro, e poi da lì cominciò a disegnare anche cose di carattere musicale e poi copertine di dischi. Grazie mille, buona serata a tutti. Come ha detto Roberto Stevanato, ci saranno altre occasioni per parlare di musica. Grazie. Grazie a tutti.